Sequestro record di marijuana tra Nuoro e Orani. Scoperte quasi 50.000 piante per un valore di oltre 30 milioni di euro. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun aggiornamento su altre operazioni e per sostenere il canale. Il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro è scattato tra i comuni di Silanus, Orani e Budusò. Quella individuata è una delle piantagioni più grandi mai rinvenute in Italia. Oltre 35.000 piante messe a dimora e altre 13.000 già in fase di essiccazione. Ma quanto pesava davvero questo tesoro illegale? Parliamo di un peso complessivo di circa 3 tonnellate e mezzo di sostanza stupefacente. Se messa sul mercato dello spaccio al dettaglio, questa droga avrebbe potuto fruttare la cifra incredibile di 31 milioni di euro. Questi numeri fanno tremare le vene ai polsi. Non stiamo parlando di una piccola attività, ma di una vera centrale della droga, nel cuore della nostra isola, tra Nuoro e la zona di Budusò, una realtà che purtroppo tocca da vicino il nostro territorio. L'operazione si è conclusa con 4 persone arrestate e trasferite immediatamente in carcere, mentre una quinta persona risulta indagata per il libero. L'accusa per tutti è di produzione di sostanze stupefacenti in concorso. Il GIP ha già confermato la custodia cautelare su richiesta della Procura di Nuoro. Questa operazione segna un punto di svolta nella lotta alla criminalità nel nuorese. Cosa ne pensi di cifre così enormi nella nostra terra? Scrivilo nei commenti, metti like e iscriviti per restare sempre aggiornato sulla cronaca sarda. Mille volte grazie per il tuo supporto, che è ciò che permette a questo canale di continuare a raccontare la Sardegna ogni giorno. Un caro saluto e buon proseguimento di giornata. A presto.